La Quaresima, tempo di slancio verso Dio, lo ha ricordato il vescovo Tanasini durante il rito delle ceneri in cattedrale. 3 gli atteggiamenti suggeriti: preghiera, penitenza e carità. I frutti della parola nel cammino quaresimale. La Caritas propone un itinerario di ascolto del Vangelo, riflessione su alcuni testi e gesti di carità per le realtà del territorio. Catechismo con il Vescovo, mattinata speciale per i bambini e i ragazzi della Val Graveglia che hanno potuto rivolgere le proprie domande a Monsignor Tanasini in visita pastorale. Un cammino embrionale che inizia a crescere è quello avviato nell'ambito pastorale di Carasco. Le 8 parrocchie vivono assieme il cammino del Dopocresima e gli incontri di ascolto della parola per gli adulti. Pizze dell'altro mondo. Monsignor Tanasini è stato ospite dei giovani delle parrocchie di Graveglia, Rivarola e Paggi che ogni mese raccolgono con il loro lavoro offerte per le missioni. La fede si costruisce in famiglia, le parole di incoraggiamento del Vescovo alle famiglie della zona di Cogorno, la catechesi si è svolta nell'ambito della visita pastorale. Una giornata di spiritualità e preghiera per la famiglia, la proposta della Regione Ecclesiastica Ligure, sabato a San Pietro di Novella l'incontro diocesano. 3 giorni di riflessione per i pellegrini di Santiago de Compostela. Chiavari, nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, si è svolta la 17ª edizione dell'incontro compostellano in Liguria. Io vorrei approfittare di questa circostanza per rivolgermi a tutti coloro che in questi giorni mi hanno voluto far giungere il loro augurio, il loro affetto, in occasione dei 50 anni della mia ordinazione sacerdotale. Ho sentito proprio una comunità vicina, affettuosa, capace di cogliere la bellezza della fraternità anche col loro vescovo, e questo mi ha commosso profondamente, come mi ha commosso il potermi ritrovare con i miei compagni di ordinazione e poter celebrare insieme, tutti un po' acciaccati, più o meno, questo anniversario. Come 50 anni fa ci siamo ritrovati intorno allo stesso altare del Signore. Anche questo è stato un dono grande, di cui abbiamo ringraziato il Signore insieme. E allora ripeto, vorrei abbracciare tutti e ciascuno, sia coloro che mi hanno fatto arrivare il loro messaggio, sia coloro che lo hanno pensato, l'hanno portato nel cuore, hanno pregato per me. Grazie di cuore, vi voglio bene. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Come avete visto abbiamo aperto questa puntata con il ringraziamento che Monsignor Alberto Tanasini, attraverso le nostre telecamere, ha voluto formulare a tutti coloro che lo hanno raggiunto con gli auguri in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Il Vescovo della diocesi di Chiavari è impegnato in questo periodo nella sua 2ª visita pastorale che, come sapete, sta toccando il vicariato di Sturla e Graveglia. Ne parleremo diffusamente nel corso della nostra trasmissione, anche perché ci sono stati moltissimi appuntamenti e altri ne arriveranno nel corso della prossima settimana. Ma ora ci concentriamo sull'inizio della Quaresima, tempo forte dell'anno liturgico che è iniziata con le celebrazioni del mercoledì delle ceneri. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto il Vescovo ha presieduto il rito ricordando come la Quaresima non sia un tempo di oppressione ma di slancio verso Dio. Il Vescovo ha ricordato 3 atteggiamenti necessari per mettersi in cammino e tornare al Padre in un percorso personale di conversione: la preghiera, la penitenza e la carità. Vediamo. L'amore di Dio è vero e forte, ma anche geloso e quindi esigente. All'inizio del cammino quaresimale, tempo di conversione in cui con maggior slancio si cerca la misericordia divina, il Vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato la grandezza dell'amore del Padre, che corregge il Figlio non con rabbia ma per il desiderio del suo bene. Questo, ha detto il Vescovo, allora dà il tono al tempo penitenziale. Siamo consapevoli delle nostre insufficienze, dei nostri peccati, delle nostre trascuratezze, del come tante volte non ci rendiamo conto di questo sguardo buono che
che si china su di noi. Ecco allora l'invito a ritornare, a convertirci, ad andare più in profondità a Lui, a quest'amore. Tra gli atteggiamenti suggeriti da Monsignor Tanasini in questo cammino: preghiera, penitenza, carità. La preghiera non solo come semplice invocazione, ma come tempo della giornata dedicato al Signore. La penitenza richiede opere che esprimano la volontà di questo ritorno al Padre, anche rinunciando a qualcosa. Infine l'elemosina. A questo punto, ha spiegato il Vescovo, credo che tutti noi abbiamo molto da riflettere, perché l'elemosina non è solo il piccolo obolo che possiamo dare, ma è accorgerci del povero, riservare a lui un sorriso, una parola buona. E poi, ha ribadito Monsignor Tanasini, aprire il cuore all'accoglienza. Non ci accorgiamo che si indurisce il nostro cuore nelle paure, il nostro cuore diventa arido, tutto preso da se stesso, tutto impaurito, e non si apre allo sguardo del Signore che ci viene attraverso lo sguardo di colui che chiede accoglienza. In questo modo, ha concluso il Vescovo, noi davvero facciamo quel cammino di conversione che il Signore ci chiede, e allora a Pasqua potremo essere un po' più nuovi. Non rimanga questo di oggi l'unico gesto della Quaresima. Secondo consuetudine, la Caritas diocesana propone per il tempo della Quaresima un percorso di riflessione e di approfondimento scandito in diverse tappe, percorso che vuole essere sia personale che comunitario. Quest'anno questo cammino sarà scandito anche attraverso una rubrica dal titolo I frutti della parola, che sarà trasmessa su Telepace. La Quaresima è un tempo forte che induce all'introspezione e al discernimento, ci riconduce all'essenziale della vita, con pratiche come il digiuno, la preghiera, la carità, ma non per questo va interpretato come un periodo oppressivo del cammino. Anzi, come ricorda Papa Francesco nel suo messaggio, la Quaresima del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio. In questo percorso ci viene in aiuto la parola del Signore che ascolteremo nelle 5 domeniche prima di Pasqua, che ci prepareranno a vivere nella libertà la gioia della risurrezione. Gioia di ritrovare Gesù risorto, vivo per sempre in mezzo a noi. E lo faremo accompagnati da alcune riflessioni che propone la Caritas, proprio perché la parola di Dio cali dentro la nostra vita, diventi sempre di più prossimità e condivisione. La Caritas diocesana propone un percorso che induca alla riflessione e anche a gesti concreti. Lo farà anche attraverso una rubrica settimanale, I frutti della parola, che proporrà diversi testi e il commento al Vangelo domenicale. Ci accompagnano testi diversi: l'Evangelo, il documento sulla fratellanza umana siglato da Papa Francesco e Al-Azhar, all'esortazione apostolica Gaudete ed Esultate, fino a testa di canzoni e letture che speriamo siano di aiuto nella riflessione e nel portare le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. Così davvero facciamo insieme questo percorso che durerà le 5 settimane con questa rubrica settimanale. La rubrica I frutti della parola andrà in onda a partire da martedì 12 marzo su Telepace 1 al canale 15 alle 20 e alle 22:05, il mercoledì pomeriggio attorno alle 17. E in occasione del tempo quaresimale Telepace ripropone la rubrica In cammino verso la Pasqua, curata da Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi. Si tratta di un piccolo spazio di riflessione, una pillola di pochi minuti ogni giorno differente che andrà in onda nel corso della programmazione quotidiana. L'obiettivo è quello di offrire un breve momento di meditazione per vivere al meglio il tempo di preparazione alla Pasqua. In cammino verso la Pasqua andrà in onda dal lunedì al sabato, prima della messa delle 9:30 e del telegiornale delle 12:45 alle 17 e prima delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ora ci occupiamo, come annunciato, della visita pastorale che Monsignor Alberto Tanasini sta conducendo nel territorio della nostra diocesi.
crisi che in questo periodo sta toccando il vicariato di Sturla e Graveglia. Molti gli appuntamenti che hanno caratterizzato le scorse giornate, dall'incontro con il territorio dell'ambito di Carasco in occasione della celebrazione della Cresima, 24 ragazzi che provengono dalle 8 parrocchie di questo ambito pastorale. Poi c'è stato l'incontro con i ragazzi che frequentano il catechismo nelle parrocchie della Val Graveglia, e poi c'è stata anche un'occasione speciale. Il Vescovo ha partecipato alla catechesi familiare che si svolge mensilmente nella parrocchia di San Salvatore dei Fieschi, un'occasione che è stata proposta ai genitori e che loro stessi hanno desiderato di proseguire nello stesso tempo in cui i figli frequentano il catechismo. Ma su tutto questo vediamo i nostri servizi. «24 ragazzi delle 8 parrocchie dell'ambito pastorale della zona di Carasco, San Colombano Certenoli e della Val Cicana hanno ricevuto il sacramento della Cresima nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco. La celebrazione è stata l'occasione per l'incontro del Vescovo con le comunità di questa zona nella visita pastorale al vicariato di Graveglia e Sturla. Per noi è una gioia il fatto di poter accogliere in questo tempo della visita pastorale il Vescovo, e sarà uno dei momenti più importanti della visita pastorale. Sempre l'Eucaristia è il centro della vita della comunità, tanto più quando questa avviene alla presenza del nostro Vescovo dentro questo tempo così bello che è il pastore che viene a visitare il suo gregge. E noi abbiamo fatto questa scelta di celebrare la Cresima dei ragazzi, sono 24 di tutte e 8 le parrocchie che compongono questo ambito. L'ambito è nato un anno fa, diciamo così che è un lavoro chiaramente agli inizi, embrionale, quindi ancora da scoprire e forse ancora da vivere. Forse non ci rendiamo ancora bene conto di cosa possa significare collaborare, vivere insieme, condividere tante esperienze, perché siamo abituati a farlo in modo piuttosto periferico, cioè ognuno per sé. Comunque il Signore poi ci aiuterà a farlo. Penso che questa sia un'occasione anche per vederci, iniziarci a vedere, iniziare a conoscerci anche e iniziare a guardare che cosa significa che in realtà chi sta muovendo non è la necessità, quindi le necessità parrocchiali, le necessità della mancanza dei preti, che certo è il motore in un certo modo, ma che dietro c'è il Signore che ci chiama, no? A scoprire che quello che conta è veramente condividere l'esperienza della fede, che nei piccoli centri non si può più fare, ma che se invece ci mettiamo insieme è possibile farlo e farla anche in qualità. Quest'anno nell'ambito pastorale di questa zona è iniziato il percorso del dopo Cresima, un cammino interessante condiviso con le famiglie dei ragazzi. Poi noi adesso stiamo cercando di formare quello che il Vescovo ha chiesto a tutte le comunità nel documento di giugno, cioè un consiglio di ambito anche, e quindi stiamo cercando di mettere insieme le persone, e la visita pastorale sarà un'occasione anche per che il Vescovo possa dire una parola e iniziare anche questo momento. E un altro momento che abbiamo cercato di fare nelle nostre comunità è quello che ci proponeva il Vescovo sulla parola. Noi ci vediamo in 2 momenti diversi, qui a Carasco tutti i giovedì sera, e poi invece una volta a San Colombano e una volta a Celesia Cicchero, per fare questo momento al martedì. Quindi ci sono durante la settimana 2 momenti per poter riflettere il Vangelo. Anche questo è iniziato lentamente, vediamo dove il Signore ci porta. Una mattinata importante ed emozionante per i ragazzi della Valle. Sì, i ragazzi si trovano ogni sabato per vivere l'esperienza del catechismo, e mi pare che l'incontro con il Vescovo, soprattutto un incontro così proprio vero, diretto, sia utile per loro certamente, perché intuiscono che il Vescovo è pastore ed è padre, no? E quindi anche questa idea di un Vescovo che va in mezzo a loro, che li ascolta, che dialoga, ha risposto alle loro domande, hanno pregato insieme,
ci fa, mi pare, capire che il catechismo è il segno che la fede poi è un rapporto vivo con Gesù ed è un rapporto che si declina nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita. Come è stato preparato questo momento? Ma il momento è stato pensato proprio in modo molto semplice. Arriveremo su, ci sarà una parola di benvenuto da parte di Don Federico e poi inizieremo con tutta una serie di domande che abbiamo fatto preparare ai ragazzi sabato scorso e vediamo un po' cosa esce, cosa il Vescovo ci dirà. Per i ragazzi questo è un momento forte che segue anche la Cresima, perché i ragazzi della terza hanno ricevuto la Cresima domenica scorsa e questa mattina è un altro incontro col Vescovo. Quindi loro, come pensi, lo aspettino questo momento? Ma io spero che lo attendano anche con un po' di trepidazione, forse anche un po' come un inizio della conferma del dono che hanno ricevuto domenica scorsa, no? Penso che sia molto importante che abbiano la possibilità di incontrare il Vescovo in un'occasione, diciamo, ufficiale e in una un po' più quotidiana, no? Proprio perché così possano imparare a vivere il dono che hanno ricevuto nella loro vita. Siamo con Silvana, catechista, il tuo gruppo sono i discepoli che credono. Come hanno vissuto questo momento di incontro con il Vescovo? Credo proprio bene, perché lo aspettavano col cuore, dicevano meno male che il Vescovo viene anche da noi che veniamo a catechismo. Noi veniamo abbastanza volentieri, indipendentemente dai nostri impegni, perché tanti hanno calcio, hanno danza e allora qualche volta non possono venire. Antonietta, i tuoi bambini sono i figli perdonati, quindi quasi più piccoli. Come è stato pensato questo momento? È stato un momento emozionante, è già stato pensato il sabato precedente, che hanno preparato delle domande e hanno fatto delle belle domande e sono stati in gamba. Questi bimbi danno delle soddisfazioni, noi cerchiamo di mettere un semino, ma loro a noi danno tanto. La fede si costruisce nella normalità della vita di famiglia. Durante l'incontro con i genitori nella Basilica dei Fieschi, il Vescovo porta 2 esempi concreti: pregare insieme ai figli ed essere testimoni. Racconta l'episodio di un papà che, invece di sgridare il figlio che non voleva andare a messa, si è fermato ad ascoltarlo e a dirgli perché era importante per lui. Numerosi i genitori presenti alla catechesi. Toccante la testimonianza di una mamma che ha spiegato di essere tornata ad amare la Chiesa dopo un periodo di allontanamento e di vivere la vita di comunità non più come un'imposizione, ma come un desiderio del cuore. L'incontro domenicale dei genitori è ormai una consuetudine della parrocchia. Prima di messa si svolge un momento di condivisione con il parroco. Allo stesso modo i figli incontrano i catechisti nella chiesetta di San Salvatore il Vecchio. Come avete vissuto questi giorni con il Vescovo? Come l'avete preparati? Beh, diciamo che il centro, il cuore, forse è un po' la celebrazione di oggi per quello che riguarda la nostra zona pastorale. E ha vissuto questa domenica che noi chiamiamo di fraternità, nata dall'ascolto reciproco dei genitori, dei catechisti, del parroco. Nel tempo di Avvento abbiamo vissuto questo catechismo familiare, questa catechesi familiare, tutte le domeniche, le comunità dei figli, dei discepoli e i genitori invece insieme a me e gli altri con i catechisti, e è stata una richiesta dei genitori di poter continuare con almeno una domenica al mese riunirsi. Abbiamo sentito che c'è questo bisogno, questa voglia, questa sete di comunità. E il Vescovo, al posto mio, ha fatto la catechesi ai genitori. Il tema è quello della trasmissione della fede, e poi abbiamo vissuto insieme la celebrazione dell'Eucarestia, poi al termine la condivisione del pranzo con chi ha desiderato fermarsi. Ed è anche un momento per noi di verifica di questo tipo di cammino. Chiederemo al Vescovo, perché è giusto, cosa pensa di questo modo di incontrarsi e di prendere anche delle decisioni nella maniera più assembleare possibile. Questa catechesi familiare come funziona?
I bambini delle comunità dei figli si riuniscono nella chiesetta di San Salvatore il Vecchio con i catechisti e fanno un momento di catechesi insieme, così come i ragazzi delle comunità dei discepoli. Il parroco normalmente in chiesa incontra i genitori, che sono una media di 70-80 la domenica, e si fa quel percorso che insieme si è deciso. Abbiamo mutuato la modalità della sinodalità dei tavoli anche nella parrocchia. Cerco di prendere le decisioni non da solo, ma in maniera assembleare. Infatti loro hanno fatto anche un lavoro proprio sui temi e su quelle che secondo loro sono le necessità più importanti, quindi il curare le famiglie, i giovani, i giovanissimi, i ragazzi, la presenza, la condivisione, e su questo si è stilata una serie di priorità sulle quali poco a poco, non prendendo tutto insieme se no non si riesce, però almeno mettere un punto fermo. Il primo punto fermo è quello della vita comunitaria, almeno una volta al mese la domenica. Cosa significa vivere la parrocchia? Per esempio anche un incontro come quello di stamattina con il Vescovo. Certamente, è molto bello venire qua a vedere il Vescovo, parlare, confrontarsi, vedere quali sono i problemi della comunità e cercare assieme di fare qualcosa per i nostri figli e anche per gli anziani, per tutto, via. È molto importante. Secondo lei è un punto da sottolineare proprio qui in parrocchia? È un punto da sottolineare qui in parrocchia, di venire qua, cercare di ascoltare quello che ci dicono e cercare di mettere in pratica quello che gli viene proposto dal Don e dal Vescovo, che è importante per un futuro, per i nostri figli, come insegnamento, che oggi e domani si troveranno molto bene nella vita, perché se uno comunque segue i consigli che gli vengono dati e ascolta, è molto importante cercare di ascoltare e capire quello che ci viene detto. Lei è parrocchiano da sempre, qui come si trova? Io mi trovo molto bene, 47 anni che vengo qua, che sono nato e cresciuto qua. I suoi figli che cosa frequentano? Frequentano da poco qua la parrocchia, perché noi abitiamo a San Colombano in questo momento qua, quindi cerchiamo di venire giù. Siccome siamo trovati molto bene con le catechiste qua, cercheremo di portare tutti e tre i nostri figli qua in questa parrocchia che troviamo bene. Vi siete trasferiti, diciamo, però il legame con la parrocchia c'è sempre? Sì, perché li abbiamo battezzati qua, siamo sposati qua, per noi la nostra parrocchia è questa e quindi cerchiamo di frequentarla più che possiamo. La visita pastorale si è conclusa con la messa. Nell'omelia il Vescovo, citando il Vangelo di Luca, ha ricordato l'invito di Gesù ad amare di un amore misericordioso, rifiutando la presunzione e l'ipocrisia. Parlando ai ragazzi, Monsignor Tanasini li ha esortati ad essere alberi buoni che producono frutti buoni, per essere sempre orientati al bene. Quindi Gesù ci guarda dentro, ci chiede di guardarci dentro, ci chiede di non apparire ma di essere davvero buoni. E allora anche la nostra bocca dirà quello che è bene. La nostra bocca sarà come la bocca del Padre che dà cose buone ai suoi figli. Pizze dall'altro mondo, un'esperienza che ha già qualche anno sulle spalle, che ha già portato molti risultati e che nell'ambito della visita pastorale verrà presentata anche proprio concretamente al Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. Allora, raccontiamo quando è nata questa esperienza. È nata 4-5 anni fa, direi, e così da un'idea di fare una cosa bella, concreta e che coi ragazzi, e che sia anche un po' una costante, ecco, e che i ragazzi si possano prendere qualche piccola responsabilità e farli un po' così anche crescere in queste piccole responsabilità. Ma l'idea della pizza proprio da chi è partita? È nata così un po' da, direi mia moglie, no, così vedendo che era una cosa che si poteva fare con i ragazzi, dandogli anche un po' di... All'inizio magari le pizze erano un po' più scotte, un po' più bruciate, ma poi anche siamo diventati bravi, sono diventati bravi, ecco. È un cammino che prosegue nelle parrocchie unite, insomma, qua non c'è bisogno di dire sono di Rivarola, sono di Graveglia, sono di Pagi, si fa tutti assieme. Sì, è una piccola comunità che cerca di fare le cose un po' più insieme. Di Pagi aspettiamo dei ragazzi. Però. Il ricavato del vostro lavoro dove va?
Il ricavato va per metà ad aiutare una coppia di nostri amici che hanno vissuto qua nella nostra parrocchia, che vivono a Lima in una missione dell'Operazione Matogrosso, e l'altra metà aiuta invece una missione del Movimento dei Focolari che è a Manne in Costa d'Avorio, dove c'è una ragazza, Veronica, della nostra parrocchia, che va una volta all'anno ed è stato anche un periodo lungo. Questa cosa che frutti ha portato secondo te guardando i tuoi ragazzi? Di creare un gruppo che comunque un po' è rimasto unito anche per questa cosa costante, di prendersi qualche responsabilità e così magari anche di poter poi sognare qualcosa di più grande, magari da fare insieme, così. Come detto, sono molti gli appuntamenti inseriti nell'ambito della visita pastorale, ne ricordiamo alcuni. Domenica 10 marzo alle 16 Monsignor Alberto Tanasini presiederà la Santa Messa a Celesia. Lunedì 11 marzo alle 20:45 l'incontro con il Consiglio pastorale d'ambito a Borgonovo. Mercoledì 13 marzo alle 20:45 il Vescovo diocesano parteciperà all'Alexio sul Vangelo di Luca all'Abbazia di Borzone. Giovedì 14 marzo l'incontro quaresimale di preghiera a Reppia. Venerdì 15 marzo ricordiamo che ci sarà l'incontro con i catechisti del vicariato di Sturla e di Graveglia. L'appuntamento è alle 20, l'inizio sarà con la cena, poi seguirà appunto il momento di incontro. Sabato 9 marzo si svolgerà in tutte e 7 le diocesi della regione ecclesiastica ligure una giornata di convivenza e di spiritualità dedicata alle famiglie. L'appuntamento per quanto riguarda la nostra diocesi sarà a Rapallo, nella parrocchia di San Pietro di Novella. Il momento d'incontro si aprirà alle 9:30 con l'accoglienza e proseguirà con la preghiera e la lettura del Vangelo delle nozze di Cana. Seguirà un tempo di riflessione personale e un tempo di lavoro proprio sugli spunti di riflessione che emergeranno. La condivisione e infine il pranzo. Monsignor Alberto Tanasini parteciperà all'intera giornata. Vediamo. Il 9 marzo si svolgerà in tutta la regione ecclesiastica ligure una giornata di spiritualità e preghiera per la famiglia. Da dove nasce questa idea di questa giornata? Ma la nostra diocesi è dentro l'ambito di un insieme di diocesi che poi formano la regione ecclesiastica ligure, che ha dei momenti di incontro, dei momenti di condivisione, prima di tutto nei vescovi. Esiste la conferenza episcopale ligure, la CEL, e poi anche però nei vari uffici di curia che esistono a livello diocesano, poi a livello regionale e a livello nazionale. L'ufficio di pastorale familiare anche segue questo cliché. Noi abbiamo un ufficio di pastorale familiare in diocesi, poi c'è un ufficio regionale, poi c'è l'ufficio nazionale. Allora, il responsabile dell'ufficio regionale è un vescovo, in questo momento è il vescovo Anselmi, Niccolò Anselmi, che è l'ausiliare di Genova, e in passato è stato il nostro vescovo, Monsignor Tanasini, incaricato per parecchi anni di questa attività. E la consulta regionale, che è l'insieme dei rappresentanti diocesani per la pastorale familiare, si ritrova con una scadenza ordinaria a Genova in seminario e diciamo così riflette sulla pastorale familiare e anche quello che può essere, diciamo così, iniziative per le nostre diocesi. Quindi il vescovo Anselmi ha proposto, e poi per 1 anno e mezzo si è lavorato su questa iniziativa, ha proposto di fare questi 2 momenti. Ci saranno in questo anno 2 momenti. Il primo è un momento diocesano che però si sviluppa in tutte le diocesi nello stesso giorno con lo stesso programma. Quindi è diocesano ma in realtà è regionale. Poi un secondo momento che sarà a giugno, dove tutte le diocesi sono invitate a convergere nel Santuario della Madonna della Guardia, dove ci sarà questa giornata di preghiera e di riflessione sulla spiritualità familiare,
e a livello regionale ai piedi di Maria. Sono due momenti molto semplici che però vogliono nella mente diciamo così, della pastorale familiare regionale ricordare la spiritualità familiare. Che una giornata di spiritualità e di preghiera per la famiglia. Sì, spesso noi pensiamo alla famiglia semplicemente come un dato naturale, un uomo, una donna, dei figli, certo che è così, ma la famiglia per noi è un sacramento, cioè quel luogo che è naturale, certo, un uomo, una donna, i figli, ma lì c'è una manifestazione particolare di Dio. Dunque c'è uno spirito che si manifesta lì, lo spirito di Dio. Allora c'è anche una spiritualità con la quale vivere. Cioè spiritualità non vuol dire che ci mettiamo qui, facciamo delle regolette per cui adesso c'è la famiglia che fa... No, è qualcosa di più profondo in realtà. Cioè c'è uno spirito da accogliere con cui vivere il sacramento del matrimonio. E la spiritualità dunque non è nient'altro che accogliere questo dono consapevolmente. Perché, scusate l'esempio, ma se a me mi regalano 1 milione di euro, ma io questo 1 milione di euro non ho la consapevolezza di averlo, non lo userò mai. E non usandolo, la mia vita sarà... Se uno che ha 1 milione di euro e li usa, gli cambia la vita, no? Scusate l'esempio, spero di capirci. E così è anche per il sacramento del matrimonio. Cioè il sacramento del matrimonio ha una grazia enorme, ma se noi non abbiamo consapevolezza della grazia che ci viene data, non la usiamo. E la preghiera che cos'è? Spiritualità e preghiera. Perché la preghiera ci aiuta, ci dà la possibilità di poter accogliere questo dono, riconoscerlo come un dono. Nella nostra diocesi questo momento si svolgerà nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. Come sarà strutturata la mattinata? Sì, noi come ufficio diocesano abbiamo pensato con la consulta di proporlo non a Chiavari, generalmente a Chiavari o al villaggio, ma abbiamo preferito farlo a Rapallo, non soltanto per la disponibilità della struttura, e ringraziamo il parroco che ci ha accolto, Don Beppe, lì a San Pietro di Novella, ma soprattutto anche un modo per dire quello che il Papa ci sta dicendo, no? Alle periferie. In certo modo non è una parrocchia centrale, non è una parrocchia, ma anche questo è bello, è un posto però dove ci è data possibilità di poter stare come famiglie. Non è facile trovare nelle nostre parrocchie un posto così, no? Perché le nostre famiglie sono organizzate per fare incontri, ma non nella forma familiare, dove da una parte ci deve essere posto per i genitori, dall'altra per i figli piccoli che giocano, da quelli più grandi, cioè dal viverlo in modo familiare. Ora, questo San Pietro in quella struttura ce lo permetteva e quindi abbiamo scelto San Pietro, ma penso che sia anche bello poter, come dire, spostarsi sul territorio è un modo anche per dirci, ma conosciamo anche noi dell'ufficio pastorale famiglia, no? La realtà che c'è. Ci sono tante realtà familiari e questo anche poi per conoscerci fra di noi. E come si svolge questa giornata? Praticamente l'ufficio regionale ha pensato di fare mattina e pomeriggio. Noi purtroppo per vari motivi, soprattutto per il catechismo, tante parrocchie fanno catechismo a sabato pomeriggio, allora abbiamo ridotto la giornata in una mattinata. Inizierà con l'accoglienza intorno alle 9 e poi dopo si svilupperà durante la mattina, soprattutto incentrando tutto con la lettura del Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana. Le nozze di Cana sono il segno della nuova creazione. In quelle nozze, in quel racconto evangelico che avviene il sesto giorno, riprende Giovanni quello che è la narrazione delle origini, la creazione. Qui avviene una nuova creazione. La nuova creazione è: manca il vino in questa coppia, manca la gioia, manca la felicità.
e c'è qualcuno che provvede a questo vino, no? Una creazione nuova. Ecco, allora scoprire, come dicevamo prima, della spiritualità familiare, che la famiglia, il sacramento del matrimonio è questa continua nuova creazione che Dio ha in opera, e questa creazione però Dio non vuol farla senza di noi. Per questo è così bello, è stata un'idea geniale quella di Michelangelo, di questo Dio che veramente viene incontro all'uomo e cerca l'uomo con le due dita, no? Che abbiamo tutti in mente, e la mano dell'uomo è piuttosto inerme rispetto a quella di Dio, ma perché Dio è il creatore. Ecco, allora attorno a questa pagina poi si svilupperà la possibilità per gli sposi di poter avere un momento di rileggere insieme quel Vangelo, condividerlo poi un pochino, e poi attorno ad alcune domande, che sono quelle che ci faremo in tutte le regioni liguri, per capire, diciamo così, capire nel senso proprio di permettere a questo spirito di entrare dentro di noi, e anche la coppia di riconoscersi come un dono uno per l'altro. E poi dopo concludiamo con un momento di preghiera, e poi, siccome tutto questo sarà fatto dentro, è stata bella questa idea, mi pare, di Monsignor Anselmi, di fare tutto questo dentro l'adorazione eucaristica, cioè noi parliamo fra di noi, marito e moglie, ma poi questo lo facciamo perché prima lui ha parlato a noi e poi riandiamo a parlare a lui, di noi. E questo credo che sia un piccolo segno, ma anche molto significativo. Perché è importante per le famiglie comunque condividere anche questi momenti, incontrarsi. A volte magari si vive la spiritualità cristiana, ma si è poco propensi poi magari a momenti di incontro come quelli che vengono proposti. Mm-hmm. Sì, per la mia esperienza, i 25 anni che sono prete, io mi sto rendendo conto che apparentemente noi abbiamo tantissime possibilità di incontro e anche tantissimi mezzi che ci aiutano a incontrarci, anche con una modalità nuova. Ad esempio il mezzo televisivo è una modalità nuova, no? Ad esempio i mezzi dei web e tutto un po', no? Tuttavia c'è qualche cosa che non risulta evidente, ma che c'è, ed è la solitudine. Perché è vero che questi mezzi ci permettono di comunicare, ma non di relazionarci, non di guardarci negli occhi, e di poter esprimere noi stessi. Perché è vero che io posso benissimo mandare un messaggino. Io ho visto quante volte succede, WhatsApp, qui, lì, là, che tu mandi un messaggio e l'interpretazione del messaggio da parte dell'altro è totalmente diversa da quello che volevi dire tu. Allora, per noi uomini, noi siamo uomini, noi siamo fatti di spirito e di corpo, e queste due realtà sono un'unica realtà. E questo noi, senza accorgercene, un po' lo stiamo perdendo in un certo modo. E quindi poterci fermare, poterci incontrare come famiglie, scoprire che l'altra famiglia ha gli stessi miei problemi e che forse l'altra famiglia li ha risolti questi problemi. O li ho risolti io e posso aiutare te a risolverli, ma alla luce di chi li abbiamo risolti? Come si sono sciolti questi nodi? Alla luce di lui. Ecco perché stare insieme, ma non è uno stare insieme per stare insieme, è uno stare insieme dove io e te condividiamo la nostra esistenza, le nostre esperienze, alla luce della sua esperienza. E questo è chiaro che cambia. E quella solitudine profonda che anche nella coppia esiste. Perché per quanto io amo l'altro, io non potrò mai entrare dentro il cuore dell'altro. Anche se io con l'altro ho avuto figli, anche se io con l'altro ho avuto momenti bellissimi, ma il cuore profondo dell'altro, di chi hai di fronte, è sempre un mistero. Allora che ci sia qualcuno che ci aiuti ad entrare in questo mistero, del nostro mistero, e nel mistero dell'altro, riconoscerlo come un mistero e come un dono, non come qualcosa che a un certo punto diventa tuo nemico, ma che è sempre tuo amico. Il mistero dell'altro è sempre un mistero di amicizia, perché è un mistero di nuova creazione. Se Dio crea e continuamente crea e creando ama, e allora questo evidentemente che cosa fa? Rigenera me, rigenera te. Ora una famiglia che si apre alla relazione con gli altri, che cosa crea? Crea un circuito virtuoso, per cui evidentemente anche tutti quelli che gli stanno intorno di questo circuito ne beneficiano. Per cui non è soltanto facciamo un incontro, ma qui è
cercare di ricevere uno spirito, che poi è quello che fa la Chiesa, non è che fa la Chiesa tutte le domeniche nell'Eucarestia, perché questo spirito noi possiamo portarlo là dove siamo e questo spirito darà pace, darà gioia, darà vino. Si è concluso nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari il raduno compostellano per quanto riguarda la Liguria, ovvero il raduno di coloro che fanno parte della confraternita di Santiago di Compostela e di coloro che sono semplicemente appassionati o si sono avvicinati al cammino, al pellegrinaggio di Santiago di Compostela in questi anni. Molte le persone che hanno partecipato a queste giornate di preghiera, di riflessione e di spiritualità. Vediamo. Il Cammino di Santiago di Compostela è un percorso in costante rinnovamento sia dal punto di vista spirituale sia sociologico. Coreani, australiani, americani, pellegrini di tutte le nazioni percorrono questa strada con un obiettivo comune legato alla meta. I valori essenziali di questo percorso sono stati sottolineati a Chiavari al termine di 2 giorni di incontro compostellano della Liguria con un momento di confronto al Teatro Caritas. Il cammino rimane cammino, il cammino è legato alla meta, è legato a Santiago. Noi che abbiamo esperienza di cammino, noi siamo vissuti tanto tempo sul cammino, dobbiamo ribadire i valori essenziali. Proprio perché c'è un ricambio costante di persone che vanno a Santiago, noi dobbiamo dare testimonianza di quello che è un cammino di pellegrinaggio, quindi un cammino di fede, un cammino con una meta, un cammino che ogni giorno è scandito da un significato, un contatto diretto con ciò che si incontra sul cammino, non solo le persone, ma si incontra se stesso, ma anche i luoghi. Nel Medioevo, nel Codice Calistino, che è il primo libro che parla del Cammino di Santiago, siamo alla metà del 200, si parla costantemente di visitandum est, di visitanda sunt, cioè bisogna visitare, bisogna vedere per esempio quella chiesa dove c'è un santo che ha una funzione esemplare. Quindi il cammino è un cammino dentro di sé, ma anche fuori di sé. Noi stiamo rivalutando parecchio tutte quelle che sono le tradizioni locali, i culti locali, perché anche questi accompagnano il pellegrino. Una delle parole chiavi che accompagnano il pellegrinaggio è ospitalità. Come funziona lungo il cammino? L'ospitalità è un problema, è un vero problema, perché il cammino di Santiago è diventato di moda, quindi ci sono centinaia di migliaia di persone che ogni anno vanno a Santiago di Compostela, fra questi ci sono anche molti turisti. E allora lì si sovrappongono i turisti ai veri pellegrini. E l'ospitalità che noi facciamo come confraternite, che vogliamo che esista, è un'ospitalità gratuita, è un'ospitalità cristiana, è un'ospitalità che non si rivolge ai turisti, si rivolge ai pellegrini. Quindi, dato che sul cammino ci sono strutture anche per i turisti, noi cerchiamo un po' di indirizzare i pellegrini nelle strutture di accoglienza dei pellegrini gestite da noi o da persone che hanno la nostra stessa visione del pellegrinaggio, ma i turisti vanno nei loro luoghi. Io non voglio criminalizzare il turista, anche perché molti turisti si convertono, molti turisti partono come turisti e poi arrivano come pellegrini, quindi questo contatto, questa contaminazione fra pellegrino e turista per il turista è positiva, è feconda, perché molti di loro partono in un modo e arrivano in un altro. Certe volte il turista però dà fastidio al pellegrino, cioè gli occupa i posti e quindi c'è un problema in questo senso. Infatti c'è il pellegrino che parte e poi fa tutto anche un po' in base alla provvidenza, quello che capita. C'è chi invece magari lo organizza, magari prenota nelle strutture. C'è un modo migliore, se possiamo dire, per fare il cammino di Compostela? Il modo migliore è senz'altro quello del pellegrino che si affida al Signore, si affida alla provvidenza e che rischia anche di rimanere senza un posto, diciamo, un buon posto dove dormire. Può capitare di dormire, a tutti ci è capitato di dormire sotto una lettoia, sotto un ponte o addirittura su una panchina, però ripeto, esiste questo contatto anche con gli altri e può essere utile per gli altri soprattutto. C'è anche chi il percorso lo compie suddiviso in tappe con l'intento non solo di raggiungere la meta ma anche di approfondire i luoghi e le persone incontrate lungo il cammino. Per me il cammino è un modo di entrare in una relazione con te stesso, con il mondo che hai intorno, le persone che incontri per il cammino, in un modo più autentico che
e di tornare a quello che è l'essenza della vita, i bisogni più semplici della vita, che sono camminare, trovare da mangiare, trovare da dormire, avere appunto relazioni con le persone spontanee che trovi le persone per strada e tornare a un modo più naturale di vivere la vita, come dire. Adesso vuole rifare il cammino partendo da dove? Allora, a me piace partire da casa, quindi nel 2015 sono partita da Chiavari e sono arrivata a Roma e poi l'anno successivo sono partita di nuovo da Chiavari nell'altra direzione con l'idea di raggiungere Santiago prima o poi. L'ho diviso in tappe di un mesetto l'uno, quindi il primo anno da Chiavari a Ventimiglia, poi ho ripreso da Ventimiglia a Montpellier, da Montpellier a Tolosa in primavera 2018 e adesso dopo Pasqua vorrei ripartire da Tolosa. Non so se riuscirò ad arrivare in fondo perché in effetti sono a metà strada da Chiavari a Santiago de Compostela, mi mancano ancora 1250 chilometri. Come minimo vorrei raggiungere Puente l'Arena che è sul cammino francese e da lì vedo se mi fanno male i piedi, se piove, se ho dei problemi a casa, torno a casa, se no vedo se riesco ad arrivare a Santiago tutto in una volta. L'importante, mi sembra di capire, è affidarsi. Sì, ci si affida al cammino senza fare troppi progetti precisi sulle date, su dove sarò e quando, perché bisogna vedere la mia condizione fisica, il meteo, la condizione mentale anche. E a volte arrivo a un punto e dico basta, adesso per ora voglio fermarmi qua, poi riprenderò. Che consiglio darebbe a un giovane, anche comunque una persona che vorrebbe fare il cammino, non l'ha mai intrapreso? Dunque, non è che ci vuole una preparazione particolare, però è utile allenarsi un po' camminando il più possibile, sempre più un giorno dopo l'altro, perché siamo abituati magari a fare la camminata della domenica, ma non di fare 20 km ogni giorno, quindi ho trovato utile allenarmi qui intorno ogni giorno e prepararsi anche psicologicamente, magari leggendo dei racconti di altri pellegrini o parlando con altri pellegrini per capire un po' sull'esperienza, per sapere cosa aspettarsi, che poi ogni pellegrinaggio è unico, come ogni pellegrino è unico, però è sempre utile avere qualche idea prima di partire su cosa aspettarsi. E poi se uno ha delle esitazioni, la via Francigena in effetti non passa proprio da Chiavari, però da Sarzana e quindi è vicino a casa. Puoi fare un tentativo come ho fatto io, ho fatto prima la Francigena pensando va bene, sono a casa, se qualcosa va male faccio presto a tornare a casa in treno. Okay. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.